Domenica 11 dicembre si è svolto l'ormai tradizionale mini volley con Babbo Natale, organizzato dal Comitato Provinciale FIPAV di Padova. Negli impianti di Cittadella, Fossò, Este, Salboro e Selvazzano si sono dati appuntamento più di 1300 bambini. La responsabile FIPAV per il mini volley presenta l'evento e per l'occasione propone un suo augurio speciale. Siamo qui a Salboro in questa bellissima palestra che è una delle 5 palestre in cui si sta svolgendo in questo momento la festa di Babbo Natale 2011, con circa 1300 ragazzini che stanno disputando le partitine di mini volley, che va dalla palla rilanciata alla mini volley di primo e di secondo livello. E grazie all'apporto delle società da un punto di vista organizzativo possiamo fare queste bellissime feste con tantissimi ragazzini, e senza di loro sicuramente una manifestazione così importante non saremo in grado di svolgere. Noi ci auguriamo innanzitutto che i ragazzini si divertano, che esprimano le loro capacità tecniche di gioco, ma che portino per questo Natale anche altri aspetti, quali l'aspetto della solidarietà e del giocare assieme. Infatti ogni bambino che arriva alle nostre feste devolve €1 ogni volta che gioca, e tutto questo che noi raccogliamo durante l'anno viene devoluto in parti uguali sia alla Città della Speranza che al QAM. Un augurio giunge anche da un dirigente sportivo. Io mi auguro che loro vivano bene la pallavolo, che si divertano e che non pensino agli immediati risultati, ma l'importante è che stiano bene assieme e che si vogliano bene, che giochino assieme a pallavolo. Anche quest'anno i bambini giocheranno all'insegna della solidarietà. Si potrà donare per la Fondazione Città della Speranza e per la costruzione di un ospedale pediatrico nel Sudan del Sud. Sì, infatti oltre alla Città della Speranza quest'anno interveniamo anche con il QAM, che è un'associazione di medici di Padova che esercita nella zona sud del Sudan. Quali valori vuole trasmettere questo evento? Trasmetterà i valori della condivisione, dello stare insieme e della solidarietà. Con quali motivazioni un tecnico partecipa a mini volley con Babbo Natale? È un momento per trovarci, per mettere in campo quello che abbiamo provato fino adesso in breve tempo, e un'occasione per le bambine per confrontarsi con le altre squadre di Padova e in questo momento che è vicino al Natale. Salutate! Quali sono invece le finalità che un amministratore locale persegue nel patrocinare questo evento? Un'iniziativa che abbiamo apprezzato, abbiamo voluto patrocinare. Con lo sport e nel periodo natalizio, con le festività, è un momento dove i ragazzi possono stare insieme e quindi unire, e proprio per un momento come questo, dove non solo la nostra nazione, le nostre famiglie sono in un momento difficile e con un futuro tutto da scoprire, abbiamo voluto dare un segnale per stare uniti, fare un punto di aggregazione tramite lo sport, secondo noi uno spinterogeno che non ha fine e che può trovare riscontro in quello che è il tessuto sociale e economico sociale della nostra cittadinanza. Indovinate a chi hanno voluto dedicare il loro entusiasmo alcuni mini atleti? Ai miei nonni. Io lo dedico alla mia famiglia. Io la dedico alla mia famiglia. Vorrei dedicare questa partita alla Sara. A tutti qui presenti. Alla mamma e papà. Alla famiglia. Alla famiglia e ai nonni. Alle allenatrici. Alla mamma e papà. Alla famiglia. Alla nonna. A mia mamma e a mia nonna. A tutta la squadra del Medoacus. Alla mia famiglia. Sentiamo quale dono avrebbero chiesto a Babbo Natale questi bambini per i loro coetanei meno fortunati. Un libro che parla della pallavolo. Io ho i soldini. Io la stessa cosa della Emma. Io la felicità. Di divertirsi e di conoscere altri bambini. Sperando che per Natale gli regalino un pallone. Che ci sia la pace. Che stiano bene.
Che non si scoraggino, che possono studiare. Ma la maggioranza ha scelto di regalare Concluse le gare, finalmente appare l'attesissimo Babbo Natale carico di doni e tra dolci e caramelle spunta un insolito regalo, un fumetto. Una pubblicazione creata dalla FIPAV di Padova rivolta ai bambini del mini volley, nella quale ritroviamo i valori della condivisione, del giocare insieme, dell'impegnarsi per qualcosa e per qualcuno, trasmessi attraverso una puntuale descrizione delle regole del gioco. Ma sarà piaciuto il fumetto? Sentiamo Babbo Natale! Lasciamolo tranquillo, è troppo preso a leggere il racconto. Arrivederci Babbo Natale, alla prossima edizione!